Riunione in prefettura per coordinare la campagna estiva di antincendio boschivo, maggiormente coinvolti i volontari, per la flotta aerea previsti 3 elicotteri e un solo Canadair a disposizione. Una pista di atletica, nuove piantumazioni e un impianto a LED per Piazza del Buono a Chiavari, il progetto presentato al quartiere. La scuola alberghiera di Lavagna passa ufficialmente al villaggio del ragazzo, il comune ha ceduto tutte le quote, incontro tra l'ente diocesano e i commissari. Verso la piena attuazione il piano demaniale del comune di Lavagna, aperte e fruibili le spiagge per disabili e per gli animali, in via di assegnazione la spiaggia libera attrezzata. La Virtus Entella riparte da Roberto Boscaglia, il nuovo allenatore arriva dalla Serie B, dove ha allenato Trapani, Brescia e Novara. Ospedale di Sestri Levante, saranno potenziate l'oncologia, la riabilitazione, la neuropsichiatria infantile e il consultorio. Sarà spostata la chirurgia, resterà quella ambulatoriale. Inaugurata la piscina comunale estiva di Cicagna, la gestione è della società sportiva Lavagna 90. L'impianto sarà aperto sino a settembre dalle 9:30 alle 19, previste aperture serali a tema. Sta per cambiare sede anche l'INPS di Chiavari, avviati i contatti con il comune per trasferire gli uffici al primo piano del Palazzo delle Poste, in piazza Nostra Signora dell'Orto. Nata a Sestri Levante la CIA Liguria di Levante, le sedi della Confederazione Italiana degli Agricoltori di Genova e La Spezia si uniscono per dare più voce alle aziende agricole del territorio. Viaggi in mongolfiera per ammirare dall'alto il santuario e la funivia aperta anche di sera. Decolla il progetto Tramonti di Montallegro per valorizzare il luogo sacro che domina Rapallo. Da lunedì il Tigullio collegato con il Cristoforo Colombo di Genova, messo a disposizione da ATP l'Airport Shuttle con 6 corse giornaliere andata e ritorno tra Portofino e lo scalo genovese. Il Tigullio è interessato da un violento nubifragio, colpita la zona di Lavagna con allagamenti in via Roma e a Cavi, disagi anche tra Portofino e Santa Margherita Ligure e in centro a Chiavari. Un saluto a tutti, bentornati al TG. Guardando la settimana diamo uno sguardo a tutti gli argomenti che abbiamo seguito negli ultimi 7 giorni e iniziamo dal piano dell'antincendio boschivo presentato lunedì in prefettura dalla Regione Liguria. Saranno maggiormente coinvolti i volontari. Per quanto riguarda la flotta aerea ci saranno 3 elicotteri e un solo Canadair a disposizione per tutta l'area del centro-nord Italia. E poi parliamo del nuovo progetto per Piazza del Buono a Chiavari. Il piano è stato presentato al quartiere, verranno stanziati 450.000 euro. Questa è la sintesi, ma ora andiamo a vedere i servizi e poi ci ritroviamo in studio. 222 incendi nel 2016, 354 nel 2017. L'incremento dei roghi e degli ettari percorsi dal fuoco in Liguria mette sul chi vive la regione. Questa mattina è stata presentata la campagna di prevenzione estiva degli incendi boschivi. La novità consiste nel maggior coinvolgimento dei volontari, 2000 in tutta la Liguria, che saranno organizzati in squadre di 4 persone pronte a partire. Previste attività di formazione e addestramento. In alcuni incendi arrivano prima i volontari, quindi hanno necessità di avere della formazione specifica per la gestione delle prime ore dell'incendio. Questa verrà fatta a breve anche con la collaborazione stessa dei Vigili del Fuoco, ma stiamo avviando un progetto europeo con diverse altre regioni, tipo la Toscana, la Sardegna, la Corsica e l'ex regione Pacà, con le quali divideremo un programma, un progetto di antincendio boschivo e saranno previsti anche dei corsi molto più specialistici a favore dei nostri volontari. La Regione prevede di investire 4,3 milioni di euro derivanti dal piano di sviluppo rurale, pronti a essere erogati a 11 comuni liguri che hanno presentato domanda di contributo per le attività di prevenzione e contrasto degli incendi. Si aggiungeranno circa altri 4 milioni che andranno a essere utilizzati per acquedotti irrigui, piccole vasche antincendio oppure piccoli bacini. Infine c'è la questione della flotta aerea. Su questo non sembrano esserci significativi passi avanti. 2 elicotteri ce l'abbiamo sempre tutto l'anno, uno nell'aeroporto di San Lazzaro a Imperia e uno su Genova. Ne avremo un terzo per 3 mesi che verrà dislocato, verrà posizionato dove più riterremo necessario, e a questi si aggiunge l'unico Canadair per tutto il centro-nord Italia. Chiaramente questo è un problema, però abbiamo già provato negli anni a chiedere il potenziamento di velivoli a flotta dello Stato, ma non siamo riusciti.
Appena approvato il nuovo bilancio abbiamo stanziato 450.000 euro per la riqualificazione di questa piazza e stasera la presenteremo alla cittadinanza per condividerne alcuni aspetti. Che cosa è previsto in quest'area? In quest'area è previsto innanzitutto il rifacimento di tutte le luci pubbliche. Attualmente abbiamo delle luci anni 80, prevederemo tutte luci a LED a risparmio energetico. Prevediamo anche una pista di atletica a 4 corsie di 200 metri, non regolamentare, però che potrà essere utilizzata da tutti coloro che una volta frequentavano la pista nel campo comunale di Via Gastaldi. Prevediamo poi un punto di ristoro che funga anche da presidio per tutta la piazza, un campo multifunzione, quindi calcio, basket, liberamente usufruibile da tutta la cittadinanza, nuove panchine, nuove piantumazioni di alberi e poi un'altra zona che dobbiamo ancora decidere di cosa adibire, di circa 400 metri quadrati, ascolteremo anche le esigenze e le istanze dei cittadini. Per le associazioni che usufruiranno comunque degli spazi sportivi sono previsti anche dei locali dove poter comunque cambiarsi, spogliatoi, docce e quant'altro. Sì, oltre al presidio, come dicevo, un locale di ristoro, vi sarà nei spazi sotto la pista spogliatoi per le associazioni che ne vorranno usufruire, però ricordo a tutti che la pista sarà accessibile a tutta la cittadinanza, a tutti coloro che vorranno passeggiare e correre in estrema sicurezza in centro a Chiavari. È un polmone verde del quartiere, le essenze verranno comunque mantenute attualmente, è previsto comunque una valorizzazione del verde. Vi saranno nuove piantumazioni e alcune, presumibilmente poche, verranno eliminate. Comunque nel complesso il verde verrà aumentato di quantità e di usufruibilità da tutti quanti. Anche per i bambini vi saranno migliori parchi giochi per un miglior accesso alle famiglie in questa piazza. La giornata di martedì si è aperta con il passaggio ufficiale della scuola alberghiera di Lavagna al villaggio del ragazzo. Il comune ha ceduto le sue quote e c'è stato un incontro tra l'ente diocesano e i commissari. Dopodiché parliamo del piano demaniale del comune di Lavagna che sta arrivando verso la completa attuazione e poi un servizio di sport che riguarda la Virtus Entella che si prepara alla Serie C e riparte dal nuovo allenatore Roberto Boscaglia. Vediamo tutti i servizi. Passa sotto la responsabilità del villaggio del ragazzo la scuola alberghiera di Lavagna. Con una delibera pubblicata sull'albo pretorio, il comune ha formalizzato il passaggio del 94,12% delle quote della società Lavagna Sviluppo all'Opera Diocesana Madonna dei Bambini, già socio di minoranza che diventa così proprietaria al 100% dell'istituto scolastico. Poco meno di 40.114 euro la somma che il villaggio dovrà versare al comune, più circa 5.700 euro di spese di perizia. Lo scorso 22 maggio era andata deserta l'asta bandita dai commissari per trovare un acquirente. Ne erano seguite 2 lettere formali, quella del comune al villaggio per chiedere se questi intendesse esercitare il diritto di prelazione e quella con cui l'amministratore delegato dell'Opera Diocesana dava risposta affermativa. Un passaggio di consegne annunciato che di fatto però non porta nessun cambiamento per le attività della scuola. Proseguono le attività, rimangono i dipendenti, c'è il proposito fermissimo e questo faceva parte dell'accordo con il comune di Lavagna, quindi resterà assolutamente a Lavagna e sarà sempre più a servizio del territorio. Si completa l'offerta formativa del villaggio del ragazzo, in questo caso già coinvolto come socio di minoranza. Sì, il villaggio del ragazzo ha sempre collaborato, al di là di essere socio di minoranza, ha sempre collaborato in maniera molto fattiva con Scuola Alberghiera. Vorremmo davvero che Scuola Alberghiera mantenesse il suo nome e le sue peculiarità. In questi giorni gli uffici di Palazzo Franzoni stanno predisponendo le pratiche per il passaggio di consegne che si formalizzerà in un semplice atto notarile. Da parte dei commissari alla guida del comune una decisione presa non per fare cassa ma per garantire il futuro ad una realtà che resta importante e preziosa per la città di Lavagna. Diciamo che a prescindere dalla situazione economica dell'ente non è stato questa la motivazione principale che ha portato alla cessione delle quote, ma semplicemente l'impossibilità da parte dell'ente di garantire uno sviluppo della scuola. Quindi con questa prospettiva semplicemente si sono state fatte delle valutazioni che hanno portato alla cessione delle quote. La scuola resta a Lavagna, questo è l'impegno che ha preso il villaggio del ragazzo. Da parte nostra, essendo l'immobile di proprietà del comune, ci sarà tutto l'impegno ad assicurare l'efficienza della struttura.
Sta trovando applicazione il nuovo piano demaniale della costa per il comune di Lavagna. Tante cose sono state fatte, altre devono essere ancora fatte. Facciamo il bilancio. Sì, allora è stato approvato il piano, abbiamo ricevuto una nuova da parte della Regione e siamo partiti con i lavori. È stata istituita la Bow Beach, che tra l'altro ha trovato un riscontro molto favorevole da parte degli utenti. È stata finalmente attrezzata la spiaggia per i disabili, adesso è già stata installata la passatoia, è stata prevista la doccia, la sedia, mancano solamente i lettini che verranno a breve consegnati da parte del fornitore e soprattutto è in via di conclusione il bando per l'assegnazione della spiaggia libera attrezzata che verrà prevista tra il pennello 2 e il pennello 3, per cui ormai il PUD nella parte relativa alle licenze che non sono ancora scadute, insomma, sta trovando piena attuazione. Particolare attenzione anche al salvataggio, ci sarà la presenza di diversi bagnini sulla costa per garantire la sicurezza. Sì, è prevista praticamente la presenza dei bagnini per garantire la sicurezza e soprattutto fra breve verranno installate anche le casette per l'acqua. È prevista una a Piazza Milano, l'altra a Cave Arenelle ed è prevista una terza, insomma, che dovrà essere collocata. Per cui stiamo cercando di fornire tutti quanti i servizi per rendere piacevole e gradevole la vacanza di coloro che sceglieranno Lavagna come sede turistica. Il litorale di Lavagna è uno dei beni preziosi della comunità che comunque garantisce anche il futuro di questa città. Certo, allora noi stiamo cercando con la nostra attività di incentivare il richiamo turistico di Lavagna, proprio perché vogliamo valorizzare quelle che sono le ricchezze territoriali. Si riparte da Roberto Boscaglia, un tecnico preparato che darà una mano all'Entella per fare che tipo di campionato? Beh, un campionato col coltello tra i denti, come è abituato a fare l'Entella. Se siamo in C vogliamo starci poco e quindi aver scelto un mister di grande esperienza è il primo tassello di un lavoro che faremo nelle prossime settimane per arrivare anche a avere una rosa adeguata al compito, che è sicuramente ambizioso. Naturalmente, come sempre nel calcio, vincere non è mai facile, però insomma noi pensiamo a quello. Quanto cambierà l'Entella dell'anno prossimo? Non lo so, non so dirvi. Facciamo lavorare il mister, la filosofia è comune, la valorizzazione dei giovani è una delle cose che Boscaglia non si è limitato soltanto a dire in questi anni, ma a fare. Lasciamolo lavorare e dopo il ritiro avremo un'idea più chiara della fisionomia dell'Entella nel prossimo anno. Che Entella dobbiamo aspettarci nella prossima stagione? Un'Entella propositiva, un'Entella che vuole giocare a calcio, che vuole fare divertire, ma che vuole vincere le partite. Non è facile, non sarà facile, perché comunque ci sono avversari agguerritissimi sicuramente, però noi proveremo a farlo nel migliore dei modi. Abbiamo una società forte dietro, abbiamo gente che lavora 24 ore su 24, di conseguenza, ripeto, il nostro lavoro deve essere poi alla fine il valore aggiunto. Che cosa l'ha convinta ad accettare la corte dell'Entella, perché dopo tanti anni si rimette in gioco in Serie C, lei che era abituato a giocare un altro tipo di campionato? Fare l'allenatore non significa fare l'allenatore in A, B e C, significa fare l'allenatore e basta. È un progetto molto interessante questo, molto interessante, in una bella città sicuramente, una squadra che negli ultimi anni ha fatto tanto e bene e quindi una società importante che sicuramente, qualora dovesse rimanere in C, non ci vuole rimanere per tanto tempo. Mercoledì giornata di riflessione sulla situazione della rete ospedaliera del Tigullio. Abbiamo incontrato la direttrice generale dell'ASL 4, Bruna Rebagliati, con la quale abbiamo parlato soprattutto del futuro dell'ospedale di Sestri Levante. Ma parliamo anche della nuova piscina estiva comunale di Cicagna che ha riaperto, dunque per i prossimi 3 mesi le attività saranno a disposizione di tutti con l'orario dalle 9 alle 19:30, ma sono in programma anche aperture serali a tema. Vediamo tutti i servizi.
Mission dell'ospedale di Sestri Levante sarà l'indirizzo riabilitativo. Il piano di riorganizzazione dell'ASL 4 prevede il concentramento di alcuni reparti e lo spostamento di altri. A parlarne la direttrice Bruna Rebagliati a margine della conferenza dei sindaci. Sestri Levante, spiega, mantiene la connotazione di ospedale con una medicina per acuti, capace di dare una risposta a tutta l'area oncologica dell'azienda. I pazienti oncologici che necessiteranno di un ricovero per acuti non dovranno andare al pronto soccorso e quindi esporsi anche a rischi diversi, trattandosi di persone con sistema immunitario in difficoltà, ma avranno la possibilità di ricoverarsi in una medicina che avrà un indirizzo ematologico, oncologico e pneumologico che è gestita dai professionisti specialisti della loro patologia. Rebagliati spiega poi che a Sestri Levante saranno potenziati la neurochirurgia infantile e il consultorio, vista l'elevata richiesta di spazi aggiuntivi. Sarà concentrata l'attività delle cure intermedie e la riabilitazione motoria con l'aggiunta di posti letto e l'oncologia che avrà un servizio a 360 gradi. Abbiamo individuato uno spostamento dell'area chirurgica ad alta complessità nell'ospedale di Lavagna perché è necessaria, perché l'alta complessità va fatta dove c'è una rianimazione, e abbiamo concentrato l'attività a media complessità nell'ospedale di Rapallo perché è lì dove abbiamo il nostro blocco migliore, il nostro blocco di eccellenza e dove ci sono maggiori garanzie di operare nel modo migliore. Quindi la chirurgia che si svolgerà a Sestri Levante sarà una chirurgia a bassa complessità e in particolare andremo a realizzare ex novo, perché ristruttureremo completamente il blocco operatorio con gli standard della chirurgia ambulatoriale. Per Rebagliati, l'ospedale di Sestri Levante manterrà l'attività dermatologica, sarà attivata la parte relativa allo screening oncologico con la senologia diagnostica e la terapia del dolore. La questione dei piani non utilizzati, se ne è parlato anche con un'interrogazione in regione, lì la situazione com'è? Tutti i piani verranno utilizzati e in questo momento noi avremo bisogno di qualcosa in più. Attesa da tante persone in Val Fontana Buona è arrivata l'apertura della piscina estiva comunale di Cicagna. Il servizio riparte da oggi per 3 mesi. La curatela, che segue il fallimento della precedente gestione, attraverso una deroga ha eseguito una gara ad evidenza pubblica per affidare l'impianto durante l'estate. Abbiamo fatto una gara che sarà aggiudicata dall'Associazione Sportiva Lavagna 90, che già gestisce impianti analoghi come ad esempio la piscina di Lavagna, quindi sono una società blasonata e attrezzata, quindi domani riparte il nostro impianto. La gestione comprende il palagym, la piscina estiva e gli impianti di Parco Cavagnari. Numerose le attività che potranno essere richieste. Le attività in programma sono ovviamente la balneazione, ma ci saranno corsi di nuoto per piccoli, quindi per bambini e adulti, corsi di acquagym, sport in acqua, e quindi da domani saranno consultabili sul sito di Lavagna 90 e sul sito del Comune. Numerose le richieste pervenute all'amministrazione da parte di persone desiderose di rivedere aperta la piscina. Il Comune ha investito risorse in questi giorni per rendere l'impianto fruibile, eseguiti tutti i lavori necessari per l'avvio delle nuove attività. Fin quando sarà aperta? Allora, l'orario di apertura sarà 9:30 di mattina fino alle 19 di sera, ci saranno previste anche aperture serali con serate a tema, ma questo poi sarà consultabile sul sito sia di Lavagna 90 che sul sito del Comune. E la chiusura è prevista per il 15 settembre, però abbiamo anche chiesto una deroga al fallimento per eventualmente posticipare la chiusura se la stagione ce la permetterà. A breve sarà avviato un bando anche per l'affidamento della gestione della palestra. Cicagna crede nello sport come elemento di svago e di socializzazione. È un'alternativa al mare, ma anche un momento di socializzazione dove i nostri ragazzi, i nostri bambini possono venire qua in gruppo e fare diciamo, comunità, e quindi è un impianto che ha una sua valenza sociale importante. Nella giornata di giovedì ci siamo occupati della geografia degli uffici comunali di Chiavari, perché sta per cambiare sede anche l'INPS chiavarese. Sono stati avviati contatti con il Comune per trasferire gli uffici al primo piano del Palazzo delle Poste in piazza Nostra Signora dell'Orto. Sentiamo Andrea Capitani. È una geografia che è destinata a cambiare ulteriormente quella degli uffici dei vari servizi di Chiavari. Completato il trasferimento della sede chiavarese dell'Agenzia delle Entrate nell'ala di Levante del nuovo Palazzo di Giustizia e in attesa che qui vengano trasferite la Conservatoria ed Equitalia, un altro ente sta cercando ricollocazione ed è l'INPS. Per l'ente previdenziale la destinazione più probabile in questo caso sarà il primo piano del Palazzo di piazza Nostra Signora dell'Orto, al cui piano terra si trovano adesso le poste, un immobile di proprietà del Comune, il quale sta avviando i lavori di ristrutturazione. Con l'INPS abbiamo già avuto diversi contatti, diverse PEC che mi hanno mandato i responsabili del territorio. Abbiamo visionato i locali di Chiavari a disposizione.
dobbiamo mettere a posto il primo piano sopra le poste, che è anche quello del Palazzo Comunale adesso non è adibito a nessun servizio. Una volta che il Comune di Chiavari avrà sistemato questi locali, una parte presumibilmente verrà data in locazione all'INPS, per cui possiamo affermare che con l'inizio dell'anno nuovo l'INPS tornerà in centro a Chiavari. Altro ente che presto cambierà sede sarà la Guardia di Finanza. La compagnia chiavarese andrà ad occupare il sesto e il settimo piano del nuovo Palazzo di Giustizia. L'ex Palazzo di Giustizia riprende vita, abbiamo recentemente, qualche mese fa, portato all'interno del palazzo lo sportello di prossimità fatto in collaborazione col Tribunale di Genova e abbiamo i giudici di pace. È previsto l'utilizzo del sesto piano di entrambi i lati del palazzo e il settimo piano alla Guardia di Finanza. Si tratta di 1100 metri quadrati, si tratta di un presidio di forze dell'ordine che verrà dato alla Guardia di Finanza, che adesso è in via Zarni in locali molto angusti, ma che prevederà anche un potenziamento del controllo del territorio e della sicurezza tramite un protocollo d'intesa, soprattutto per quanto riguarda il contrasto al commercio, alla contraffazione e alla lotta antidroga. Venerdì abbiamo dato spazio alla nuova CIA Liguria di Levante. Le sedi della Confederazione Italiana degli Agricoltori di Genova e La Spezia si sono riuniti per dare più voce alle aziende agricole del territorio. Le interviste. Difendere le istanze di tutte le aziende agricole dell'area metropolitana genovese e dello Spezzino è uno degli obiettivi della nuova CIA Liguria di Levante, realtà aderente alla Confederazione Italiana Agricoltori che unisce per la prima volta le sezioni di Genova e di La Spezia. A sancirne la nascita l'Assemblea Costituente ospitata alla Cooperativa Olivicoltori Sestresi di Sestri Levante. La neonata realtà conta oltre 2.300 soci attivi e più di 5.000 pensionati iscritti, 36 operatori impiegati, 2 sedi centrali a Genova e a Sarzana, altri 7 uffici di zona e ben 41 point in altrettanti comuni. Noi vogliamo lavorare per le imprese. Non sarà semplice perché è un territorio lunghissimo, 150 km, l'arco della Liguria, 100 comuni, l'area metropolitana e la provincia di Spezia che hanno 2 legislazioni e 2 modi di vedere le cose diverse, però tutto si fa con lo scopo di lavorare per migliorare i servizi ai nostri agricoltori e migliorare anche i servizi ai cittadini che si recheranno nei nostri uffici per fare quello che noi siamo deputati a fare nell'ambito delle CAF, patronato e quant'altro. Le prime assemblee con i rappresentanti politici locali sono già state convocate per il 20 luglio a Ne e per il 24 a Rossiglione. Quella della CIA Liguria di Levante sarà una struttura ramificata e capace in questo modo di svolgere un ruolo di rappresentanza, ponendosi come interlocutore privilegiato nel rapporto con le istituzioni locali per la valorizzazione di ogni singolo territorio. Sicuramente i punti di forza di entrambi i territori sono da ritrovarsi nella valorizzazione dei prodotti locali, con diversità evidenti. La Spezia, c'è ad esempio la Valle del Biologico, il vino dei Colli di Luni, le Cinque Terre, poi abbiamo ad esempio nel genovese abbiamo il basilico genovese DOP e quindi tutto il discorso legato alla filiera del pesto, le valli genovesi col latte e col progetto di filiera che la CIA ha fatto l'anno scorso salvando una parte del mercato del latte prodotto nelle vallate del genovesato e quindi ci sono queste caratteristiche di tipicità. Dobbiamo comunque lavorare allargando e andando a vedere i punti deboli ancora presenti, le debolezze che ci sono ancora nei nostri territori. Il fine settimana ha visto la presentazione del progetto di valorizzazione del santuario di Montallegro a Rapallo, vedremo tutti i dettagli, e poi la partenza del servizio di Airport Shuttle tra il Tigullio, in particolar modo tra la zona di Portofino, Santa Margherita Ligure e Rapallo, e lo scalo genovese, l'aeroporto Cristoforo Colombo. Vediamo entrambi i servizi. Rapallo è una città che in 7 minuti ti porta dal mare ai monti. Ecco, noi questa esperienza abbiamo voluto rappresentarla con questa mongolfiera che appunto in 7 minuti raggiunge l'altezza che ti consente di vedere un meraviglioso panorama serale e le luci di Montallegro. Con il biglietto della mongolfiera tu hai il biglietto e vuoi provare il giorno dopo insomma, la funivia. L'altro punto è quello di tenere aperta per queste 2 sere, che questo è sicuro,
fino alle 9 di sera la funivia, per poter venire in questo specie di teatro naturale che c'è ai piedi del santuario, sia Vittorio Sgarbi sia Poretti, in 2 incontri che peraltro hanno sempre a che vedere con la natura religiosa e laica di questo meraviglioso posto. L'appuntamento è per il 20. Allora, gli appuntamenti per il 20 sulla mongolfiera, quindi vedremo un 20, 21, 22 luglio e 3, 4, 5 agosto la mongolfiera che partirà dal campo Macera perché ha bisogno degli spazi ampi. L'acquisto del biglietto per la mongolfiera avverrà allo yacht di Rapallo sul lungomare e vedrà incluso anche il ticket di andata e ritorno sulla funivia, gratuito. Il costo sarà di 15 euro inclusa la funivia e di 10 euro per i bambini sotto i 12 anni. Novità turistiche per Montallegro, ma rimane la devozione a Maria. Assolutamente sì, e tanto novità anche per me, nel senso che le sto vivendo per la prima volta insieme al Comune di Rapallo che le sta vivendo per la prima volta. Certamente Montallegro offre uno scenario fantastico, diventa una location per avvenimenti di nicchia e straordinari, ascolti importanti, però non va snaturato e non è il desiderio di nessuno snaturare quello che Montallegro offre, cioè l'incontro con Maria e attraverso Maria l'incontro con Gesù. È per questo che la gente sale su a Montallegro e questa è la storia dei pellegrini, la storia dei fedeli, la storia dei devoti che incontra a Montallegro una madre e come ogni figlio viene a chiedere grazie. Prenderà il via lunedì il nuovo collegamento tra il Tigullio e l'aeroporto di Genova. L'Airport Shuttle, questo è il nome del servizio messo a disposizione da ATP, collegherà tutti i giorni la Riviera di Levante con il Cristoforo Colombo, con 6 corse giornaliere previste per le andate e altrettante per il ritorno. I 2 capolinea del nuovo servizio saranno Portofino e l'aeroporto, per una tratta che viene percorsa in poco più di un'ora. 8 le fermate intermedie, Paraggi, Covo di Nord-Est, Santa Margherita Ligure, San Michele di Pagana, Rapallo, Corso Matteotti, Rapallo Stazione, Rapallo Campo da Golf e poi il casello della 12. È un servizio molto importante che testimonia quanto la proattività e la collaborazione fra enti territoriali sia fondamentale per migliorare la qualità dei servizi e anche la quantità dei servizi offerti ai residenti e ai turisti. La prima partenza da Portofino sarà alle 4:10 del mattino, l'ultima alle 17. Per il ritorno la prima partenza da Genova è alle 9:30, l'ultima 30 minuti dopo la mezzanotte. A bordo del mezzo in funzione sarà attivo un sistema Wi-Fi. Il servizio prenderà il via per un periodo sperimentale di 2 mesi. I titoli di viaggio sono acquistabili online sul sito di ATP Esercizio. Il biglietto a bordo di corsa singola costerà 20 euro. Per quanto riguarda i biglietti online, il ticket di andata e ritorno costerà 30 euro. Previsti sconti per un numero maggiore di persone. Devo anche sottolineare un fatto, che veramente l'amore per l'aeroporto che abbiamo noi, l'entusiasmo ce l'ha anche la città metropolitana, i sindaci, il sindaco di Bucci per quanto riguarda l'area metropolitana, ma il sindaco di Rapallo, di Santa Margherita e di Portofino, che sono 3 location note in tutto il mondo, quindi è un fiore all'occhiello poter collegare queste belle destinazioni con un autobus che parte molto spesso, se quasi sempre, dall'aeroporto in orari assolutamente condivisibili e utili ai clienti. Concludiamo con l'approfondimento che ci porta a parlare del maltempo che nei giorni scorsi ha colpito il nostro territorio. Come sapete era interessato da un'allerta di colore giallo su tutta l'area di Levante ed è stata un'allerta azzeccata. Infatti la pioggia ha colpito il nostro territorio con scrosci abbondanti, causando alcuni allagamenti e disagi, in particolar modo a Chiavari, soprattutto a Lavagna, nel centro e nella zona di Cavi Borgo, ma anche nell'area tra Portofino e Santa Margherita Ligure. Vediamo allora tutti i servizi, le interviste e le immagini realizzate. Sono il promontorio di Portofino nella sua interezza e la zona alle spalle di Lavagna, quella compresa tra Cavi e Sestri Levante, le parti del territorio maggiormente interessate dalla pioggia che è caduta abbondante dalle prime ore di questa mattina sul Tigullio. Un temporale estivo, secondo gli esperti, che però ha visto il formarsi di una piccola cellula autorigenerante che, pur esaurendosi nell'arco di un paio d'ore, non ha mancato di provocare disagi sulla fascia costiera tra Portofino e Sestri Levante. Fortunatamente questo tipo di fenomeni di stampo più estivo non ha interessato in maniera massiva nella giornata di oggi l'entroterra, a differenza di quello che è accaduto ieri per esempio al Fontana Buona. Di conseguenza il livello poi dei torrenti principali
è rimasto abbondantemente sotto il livello di guardia. Piccoli allagamenti si sono registrati a macchia di leopardo, provocati principalmente dall'occlusione dei tombini e delle caditoie che, anche quando puliti nei giorni precedenti, sono stati bloccati dalle foglie fatte cadere dalla pioggia. È il caso delle grandi pozze d'acqua che si sono formate sulla provinciale 227 tra Santa Margherita Ligure e Portofino, dove il traffico è rimasto bloccato per diverso tempo e la viabilità è stata poi ripristinata grazie agli uomini della protezione civile. A Rapallo il disagio più grave lo hanno subito i volontari del soccorso di Sant'Anna. Un fulmine ha colpito la centralina mandando in tilt anche i computer. Allagamenti anche a Chiavari, bloccata per 30 minuti via Piacenza, dove 40 cm d'acqua hanno invaso marciapiedi e strade. Problemi anche a 2 supermercati di via Dante e piazza Cavour che hanno dovuto chiudere. A Sestri Levante chiusa a causa dell'acqua alta al sottopasso di Pietra Calante, dove un mezzo è rimasto fermo in panne, ma è stato il territorio di Lavagna quello che è andato maggiormente in sofferenza. Quasi 100 mm di pioggia caduti nel corso della mattina che hanno provocato allagamenti nella zona del centro storico e di Cavi Arenelle e Cavi Borgo. Via Previati è rimasta chiusa perché invasa dall'acqua. Problemi si sono registrati in prossimità dei torrenti Fravega e Barassi. Nel corso della tarda mattinata i fenomeni si sono esauriti ed è tornato il sole, ma anche per i prossimi giorni gli esperti non escludono il ritorno di una situazione meteo come quella di questa mattina. Luglio, è notoriamente il mese più stabile per quanto riguarda l'estate mediterranea, anche e soprattutto in Liguria. Quest'anno però questa dinamica viene continuamente reiterata e quindi troverà conferma anche nella seconda parte di questo mese. A Cavi di Lavagna la forte pioggia ha causato l'allagamento di un'area di Cavi Borgo, non per l'esondazione del fiume Barassi, soprattutto per le forti piogge che hanno portato alla caduta di tanta acqua dalla zona di Barassi ma anche da via Cledai. Si è formato questo allagamento causando problemi naturalmente ai residenti ma soprattutto i danni maggiori al ristorante Il Melograno dove l'acqua è entrata abbondante. I residenti lamentano la mancata manutenzione, soprattutto dei lavori fatti per la realizzazione di bidoni interrati che avrebbero chiuso un vecchio passaggio dell'acqua verso il fiume Barassi che scorre qui sotto. Cosa è successo questa mattina, signora? Niente, si è riempito completamente via Roma, anche se tiravano i tombini, e poi pian piano è entrato tutto dentro l'acqua. Poi è passata una macchina, ha fatto l'onda, c'erano le macchine bloccate ancora davanti. Quanta acqua c'era dentro il negozio? Altina, guarda, come il bordo del negozio. Una quindicina di centimetri? Sì. E via Roma anche era così? Era molto piena, sì. E poi più il ragazzo di là che è entrata prima, dentro. Tanti negozi hanno avuto problemi in via Roma? Non lo so, noi sì, poi gli altri non lo so perché. Siamo allagati, all'improvviso è venuto giù un sacco di acqua e ci siamo ritrovati allagati, anche se non avevano detto che veniva giù tutta quest'acqua. C'era un'allerta gialla però. Un'allerta gialla, ma questa era anche un'allerta arancione forse. È entrata tanta acqua dentro? Tanta acqua, sì, parecchio, è arrivata quasi all'altezza dei frighi. Tanta pioggia, tanti negozi allagati, qual è il problema secondo lei? Secondo me è la manutenzione che manca in tutte le volte che succedono queste cose qua. Se mensilmente ci fosse una squadra del comune che viene mezz'oretta a pulire i tombini non succederebbe, perché sono stato io a sbloccare il tombino lì, se no la gelateria di fronte al mio negozio e il mio negozio sarebbero stati allagati sistematicamente. Quindi è incuria proprio delle squadre del comune che dovrebbero pulire, ripeto, mensilmente non gli costerebbe niente mezz'oretta, di dedicare mezz'oretta alle vie di Lavagna, non dico altro. Quanto tempo si sono allagati i negozi? Secondo me sicuramente è venuta una bomba d'acqua, perché in 10 minuti se è venuto il finimondo, però le dico, con la manutenzione preventiva queste cose non succedono. È successo che come sempre quando piove un po' più forte la zona qua si allaga perché c'è una specie di conca e si riempie d'acqua, viene su. I negozi più a rischio sono laggiù, a noi ci è andata bene, però la tavola l'abbiamo messa per emergenza, ecco, tutto lì. Poi le macchine che passano, che fanno l'onda e tutto quanto, però si tocca sempre stare con l'ansia con queste tavole per poi poter lavorare tranquillamente. Noi è 30 anni che siamo qua, è sempre lo stesso problema, solo quando piove troppo forte probabilmente non ricevono i tombini e la strada si allaga. Com'era la situazione? Era tutto bloccato? Era tutto bloccato, poi si era allargato l'acqua, poi le macchine che passavano qui facevano allargare di più, così siamo, come si dice, sotto rischio. Quindi era tutto bloccato? Sì, tutto era bloccato comunque. Per quanto tempo più o meno, tutta la durata? Per mezz'ora era bloccato tutto.
Non ci sono stati grandi danni? No, per ora no, però se andavo avanti ancora 5 minuti, 10 veniva il danno, diciamo, veniva più pericoloso. Fin dove arrivava l'acqua questa mattina? L'acqua qui abbastanza, non è arrivata al primo scalino, diciamo, però io qua sono più alto, il problema è dal lato opposto, perché dal lato opposto appena viene un po' d'acqua, poi con le macchine che passano, con l'onda gliela fa entrare nel negozio. È sempre stato così? Sì, è 10 anni che sono qua e è 10 anni che c'è sempre, come piove qua ci allaghiamo sempre. Ma infatti qui non è una questione che sono venuti, non è una questione di tombini tappati qua è proprio una questione che l'acqua, essendo un punto basso, arriva tutta qua e le condutture non la portano, anzi le condutture, secondo me, perché c'è un rio che viene giù dalla collina, mi hanno detto, no? Che praticamente quella lì invece di defluire verso il fiume sgorga qua, quindi bisognerebbe riuscire a fare una conduttura che la portasse via. Bene, siamo giunti in conclusione, con Guardando la settimana ci ritroviamo domenica prossima, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata, arrivederci.